Ritorniamo in diretta qui su Radio.0, parliamo di sport, parliamo di vela. Sono migliaia gli appassionati di questo sport in Friuli Venezia Giulia, uno sport che è parte integrante della cultura, dell'economia e della storia dell'Alto Adriatico. È stata proprio occasione, aspettando Barcolana 55, di un incontro e presentazione dei circoli velici del Friuli Venezia Giulia al Ministero dello Sport. Un'occasione di riflessione congiunta sul ruolo e sviluppo della vela nell'Alto Adriatico. La vela, infatti, nella nostra regione ha attivato una forte alleanza per rendere evidente il valore sportivo e sociale congiunto ed essere in grado di affrontare insieme non solo le grandi sfide sportive, ma anche quelle legate a regolamenti e concessioni che riguardano da vicino il mondo delle ASD che insistono sul demanio. Andiamo a parlarne in questo servizio insieme al presidente della società velica di Barcole e Grignano, Mitja Jaluz, il vicepresidente della regione e assessore allo sport Mario Anzil, il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, il capo di gabinetto del Ministero dello Sport Massimiliano Atelli e infine anche il presidente del CONI regionale Giorgio Brandolini in questo servizio. Oggi è una giornata storica qui alla Società Velica Barcole e Grignano perché intorno a un tavolo abbiamo fatto sedere tutti coloro che sono gli artefici del successo della vela triestina e della barcolana. Sembra un paradosso, ma la regata più grande al mondo è solo la punta di un iceberg e oggi abbiamo dimostrato quello che c'è sotto, cioè un movimento della vela da Grado a Muggia che ha un dinamismo, un pluralismo, una energia che è emersa dalle parole dei presidenti e mi ha fatto piacere che il capo di gabinetto del ministro Abodi, il consigliere Atelli, abbia potuto ascoltare dalle voci dei presidenti quello che è il significato, la forza di una città che ha il mare, la vela al centro. Trieste è seconda nelle classifiche italiane come città più sportiva ed è ai vertici anche per la qualità della vita. Non è un caso, lo sport fa bene, lo sport in mare genera libertà, voglia di futuro e oggi i presidenti l'hanno raccontato, a cominciare dal presidente della Federazione Italiana Vela Ettorre che ci ha detto dei progetti importantissimi sul parasailing, sulla vela per i disabili e sul ruolo delle donne in barca. Quindi una barcolana che parte al meglio e mi fa piacere che oggi ci fossero idealmente intorno a questo tavolo non solo le società attraverso i loro presidenti ma anche tutti i partecipanti alla barcolana, tutte le barche che in 54 anni hanno onorato la società velica della loro presenza e della loro partecipazione. Il c'ero anch'io. Su questi muri ritrovate il nome delle barche con l'armatore e gli anni in cui hanno partecipato alla barcolana. Ecco, questo vuole essere una testimonianza di come la barcolana non è di chi la organizza, ma è di questi straordinari marinai che hanno fatto crescere il movimento della vela a Trieste, nel Friuli Venezia Giulia, in Italia e nel mondo. A loro dobbiamo dire grazie, così come grazie dobbiamo dire a tutti i volontari della società velica che lavorano 364 giorni all'anno per assicurare il successo la seconda domenica di ottobre. È una grande festa che riempie di gioia e di persone e di colori il golfo di Trieste e la città ed è in grado di elevare questa città e quindi la nostra regione intera davvero a capitale mondiale del mare. Insieme tuttavia a un numero veramente rilevante di altre società veliche e circoli del territorio che rappresentano un esempio di cooperazione formidabile, straordinaria, a dimostrazione che per raggiungere traguardi di portata planetaria l'unione fa la forza nel rispetto naturalmente delle specificità di ciascuno e anche delle rispettive diversità. Diciamo che questa è una prima volta di una realtà importante come quella della Federazione Italiana Vela del Friuli Venezia Giulia. Oggi è stato importante proprio per le persone di alto livello romane e regionali che hanno ascoltato i presidenti dei circoli e questo mi ha fatto molto piacere, toccando dei problemi che ci sono ancora, non soltanto la riforma, le concessioni, ma anche il mondo dello sport, così come il mondo che cambia in maniera velocissima, a cui noi dirigenti dobbiamo adeguarci. Una giornata interessante, una giornata di confronto sul tema Barcolana, quello che Barcolana rappresenta per tutta la regione, per il territorio, ma anche per la vela nazionale. La possibilità di confrontarsi con tutta la realtà di club è credo il miglior modo per comprendere come Barcolana sia un grande contenitore, un contenitore di una regata sportiva, agonistica, ma anche un contenitore di tante
idee, soprattutto di tanta collaborazione e cooperazione tra i circoli. Oggi è venuto fuori assolutamente questo tema e credo che sia assolutamente importante. Varcolana è un valore per la vela italiana, lo è per il territorio, ma è sicuramente un valore per tutta la nostra vela nazionale e viene riconosciuto in tutto il mondo. Questo credo che accresca la capacità di far comprendere come le società, il nostro territorio è capace di organizzare eventi di